Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Porto Tolle. Oggi parliamo della frazione Camello. Facendo una piccola indagine, non esiste un casato che si chiama Mello, e quindi perché l'etimologia di questo nome. Naturalmente, per sapere di più di Camello, perché si chiama così, siamo venuti a ritrovare il nostro amico Gianni Vidali, scrittore, politico, l'abbiamo già descritto la volta scorsa, ma soprattutto cultore, amante di questo territorio e anche studioso di questo territorio. Perché si chiama Camello, visto che non ci sono famiglie che si chiamano Mello? No, no. Ecco, sicuramente sempre da informazioni storiche così acquisite negli anni, nella metà dell'Ottocento, dal Po Grande di Venezia, come dicevo prima, che poi sfocia in due rami, Po delle Tolle e Busa Dritta, ecco lì praticamente c'era un antico ramo del Po proprio in prossimità di una località chiamata Fraterna. Località Fraterna, quindi un braccio, un ramo del Po Grande che poi andava a sfociare direttamente nella Sacca degli Scardovari. Anche qui la Sacca degli Scardovari in quel periodo era un lago, diciamo così, salmastro, ancora da conformarsi morfologicamente parlando, no? E quindi questo ramo del Po era così noto per avere un andamento così tortuoso, no? Ecco, fatto di gobbe e così via, proprio come le gobbe del camelo, e quindi da qui sicuramente deriva il nome Camello, perché la conformazione di quell'antico ramo del Po aveva una sinuosità e una conformazione proprio così di anse tipiche uguali, diciamo così, alla gobba del cammello, e da qui il nome Camello. Da tenere in considerazione che l'attuale strada che porta, diciamo, dal capoluogo di Catiepolo alla frazione di Camello, ecco, è stata questa strada costruita proprio diciamo così, uguale rispetto alla formazione che aveva in quel periodo il Po. Quindi se qualcuno si reca a Camello, noterà che la strada è formata da curve e così via, proprio fatta sul vecchio tragitto, diciamo così, del ramo, di questo ramo del Po. E da qui, insomma, nacque poi dopo la borgata, la frazione del comune di Porto Tolle chiamata Camello. Oggi è scritta come se fosse, diciamo così, un casato, perché Camello, ma invece la derivazione storica è nata proprio per il fatto che lì c'era un tratto, quindi un ramo di un vecchio Ramo del Po, ramo del Po, che poi dopo negli anni si è interato e così via, insomma.